Settima corsa dall'Arcoveggio, confronto per soggetti di categoria G, 14 al via, Earthquake, End of West, Chapeau Tree, Ettore, Catone Riscio, Zilat Jet in prima fila, Eva Bye Bye, Emma Spritz, Eldorado, Cartier, Valpicetto Jet, Ecuador CR in seconda, Enola Gay Treb, Carabiniere Pelli in terza. Corsa apertissima, non c'è un vero e proprio favorito. Macchina che stacca e Chapeau Tree cerca di avvantaggiarsi. Lo fa nei confronti di End of West, veloce anche Catone Riscio che cerca poi posto alla corda, ma gli viene sottratto da End of West, così Catone Riscio rimane di fuori. Al comando Chapeau Tree. 200 iniziali 14,9. Numero 8, Emma Spritz, squalificato. Per Emma Spritz. Più indietro segue in quarta posizione Earthquake in quarta posizione ci sembra lungo la corda, mentre a largo progredisce anche proprio Earthquake che ha spostato all'esterno, ci sembra. E intanto se ne vanno i 600 in 46,2 con leader sempre Chapeau Tree, Catone Riscio all'esterno, mentre viene in terza ruota Ettore che scatta a 700 dalla conclusione. In mezzo alla pista Ettore prova a seguirlo Enola Gay Treb. Numero 7, Eva Bye Bye, squalificato. In 1.16,6 la squalifica per Eva Bye Bye, corsa fin qui che non ha avuto nessun sussulto. Cala Catone Riscio, mentre End of West si mantiene in scia. Chapeau Tree cerca di avanzare ancora Ettore, che arriva a ridosso ora di End of West in seconda posizione, ma per il momento Chapeau Tree continua a fare corsa per proprio conto, nessuno riesce ad avvicinarlo. All'esterno c'è anche Cartier che prova ad avanzare. Completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo con Chapeau Tree in vantaggio, End of West che prende l'open stretch, all'esterno ci prova ancora Ettore, finale con Chapeau Tree che controlla la situazione, vince su End of West, al terzo finisce Ettore. 1.16,3 il ragguaglio conclusivo con 34 per gli ultimi 400 metri, vittoria ancora comoda per Chapeau Tree. Marcello Spanò in sediolo che in percorso di testa, Mattia Spanò in sediolo scusate, che in percorso di testa vengono a vincere chiaramente questa settima prova. Il training è quello di Daniele Quarneti per conto del signor Fabio Santamarina. Rivediamo le battute conclusive con Chapeau Tree che controlla il finale interno di End of West. Sul palo una testa di vantaggio abbondante, al terzo finisce ancora Ettore.